Pronti? 1, 2, 3. Buono questo tentativo con la velocità da parte di Ecogual che gira bene e va al comando, mentre ha sbagliato Emon Mission SM. Si imbocca la prima piegata Numero con 6 Emon il Mission favorito SM Ecogual, che ha preso squalificato. agilmente la testa nei confronti di Expo dei Greppi, che è in seconda posizione davanti ad Escobar Jet. Quindi ancora Evolution, di fuori Enea Tav, poi Eclipse degli Dei alla retroguardia, si è ricongiunto con il gruppo Efesto GPD. Si completano i primi 400 metri di corsa in 38, con in vantaggio Ecogual, che lungo la piegata di destra continua a guidare a proprio piacimento il ritmo. Se ne vanno 600 metri in 46,8, frazione in 16 per la curva di destra, con il figlio di Alger Sol e Martina Gual che prosegue facile in avanti. Il giro di corsa se ne va in 1,2,2 sul piede del 1,17,5. Lungo la curva di sinistra non cambia nulla, perché Enea Tav all'esterno non progredisce più di tanto, rimane accanto ad Evolution, e 1000 di gara del battistrada se ne vanno così in 1,18,1. Expo dei Greppi sempre in seconda posizione, Efesto GPD dà il parziale, scavalca Enea Tav che gradisce la schiena e si porta allo scoperto. Frazione in leggera accelerazione sotto alle tribune in 15,3. Ecogual in vantaggio, secondo è sempre Expo dei Greppi, allo scoperto Efesto GPD, mentre ha un arresto Escobar Jet che perde battute. Va di dentro Enea Tav, che rimane così terzo in corda, mentre prova a venire via dalle retrovie Evolution scattando in mezzo alla pista. Intanto il miglio di Ecogual viene passato in 2-3-1. Il leader prosegue facile in avanti, seguito sempre da Expo dei Greppi, poi Enea Tav con accanto Efesto GPD, in mezzo alla pista Evolution, poi Eclipse degli Dei. La retta d'arriva per Ecogual, che imbocca ora addirittura in chiara evidenza Ecogual, che accelera ancora. Nel finale vince come vuole Ecogual, al secondo posto finisce Expo dei Greppi, al terzo è Enea Tav. 28,9 la chiusa, tutto facile per Ecogual, 1,16,4 ragguaglio cronometrico, Roberto Vecchione in salchi, il team alert al training, Raffaele Coppola alla proprietà del figlio di Alger Sol, che ripete l'ultima buonissima prestazione romana, ancora una volta sferrato agli anteriori. Vince nettissimo. Secondo è Expo dei Greppi, al terzo Enea Tav.